Buongiorno a tutti. Sono presenti in sala i parenti di Nino, vedo tante personalità politiche, vedo tanti amministratori comunali del territorio, vedo tanti amici di Nino. A tutti voglio rivolgere un cordiale saluto. Come saluto molto volentieri l'onorevole Antonello Solo, l'onorevole Pietrino Sodu, personaggi politici molto noti a questo pubblico e che sono altamente qualificati per parlare di Nino, perché con lui hanno lavorato a lungo e sempre su temi di grande importanza. Ma io in questo mio breve intervento voglio intanto esprimere il mio sincero apprezzamento per quanto sta facendo l'associazione Nino Carlos. Questa associazione parte dal pensiero di Nino per proporre poi all'attenzione pubblica temi di grande attualità e di grande interesse sociale. Li ha ricordati prima Fausto quali sono i temi, so che ne stanno preparando tanti altri e tutti di altrettanta importanza. Voglio sottolineare questo aspetto perché proprio in questo periodo, noi in questo territorio stiamo attraversando un periodo particolarmente difficile. A livello regionale si stanno prendendo delle decisioni importanti che ci riguardano e che riguardano il nostro futuro. Noi vogliamo che queste decisioni non vengano calate dall'alto, non siano riservate soltanto a pochi esperti o a pochi addetti ai lavori. Noi vogliamo che queste decisioni che ci riguardano, che riguardano il nostro futuro, siano il più possibile condivise, e per poter avere la condivisione è necessario stimolare il dibattito, ed ecco, questi incontri devono servire proprio a promuovere il dibattito, a far partecipare la gente, fare in modo che ci sia il confronto delle idee, perché soltanto se c'è il confronto di idee diverse è possibile trovare le soluzioni migliori. Io un pregio che apprezzavo tanto di Nino era proprio questa sua capacità, la capacità di stimolare il dibattito, la necessità che lui sentiva di confrontare le proprie idee con le idee degli altri. E gli altri per Nino non erano i suoi amici o le persone della sua capacità culturale, ma gli altri erano anche gli avversari politici, era l'uomo della strada, erano i cosiddetti cittadini comuni. E siccome le decisioni che si devono prendere interessano tutti sono titolati, tutti devono avere l'opportunità di esprimere il proprio parere. Io non voglio rubare spazio ai relatori, volevo solo incoraggiare l'associazione Nino Carlos a proseguire su questa strada, perché abbiamo proprio necessità di queste iniziative. Voglio solo ricordare che è in pieno svolgimento a Borore la manifestazione Cortes Apertas, quindi siete tutti invitati a visitare gli stand. Naturalmente non può mancare la visita al nostro Museo del Pane, che è il nostro gioiello. Grazie a tutti.